Buongiorno a tutti, grazie di essere qui con noi e cominciamo praticamente la seconda parte del nostro programma che spero abbiate tutti visto o attraverso i media o insomma, in qualche maniera siamo riusciti a raggiungervi. E queste due giornate, chiamiamole la mezza giornata della mattina e la mezza giornata del pomeriggio, sono dedicate praticamente al clima e ai cambiamenti in mari e oceani e all'economia circolare. Nel pomeriggio ci sarà una ulteriore seduta. Avevamo già annunciato che avremmo avuto questi temi in queste giornate e ho con oggi il piacere di lasciare la parola al professor Eva e professore accademico, nostro accademico da parecchio tempo, climatologo e persona che si è occupata da moltissimo tempo di terremoti, di sismica. Eravamo nello stesso dipartimento e vorrei dire una cosa, penso che lui lo sappia, ma lo chiamavamo sua magnitudo, proprio perché aveva questa conoscenza della sismica estremamente notevole. In Italia, l'Italia del Nord Italia, diciamo, era tutto presso il Dipartimento, la rete sismica era presso il Dipartimento ed era, diciamo, assolutamente sotto il controllo del professore. Non aggiungo altro, solo chiedo a tutti voi di silenziare i cellulari, se possibile. E lascio la parola al professore Eva. Poi silenzierò anch'io. Il professore Eva ci parla del clima. Dove stiamo andando? Buongiorno a tutti. La domanda è molto pertinente. Dove stiamo andando? È un bel problema ed è un problema che, ahimè, richiederà qualche lacrima per discutere un attimo sulle conseguenze di ciò che sta accadendo. Sotto molti aspetti la domanda più semplice potrebbe essere la risposta più semplice a questa domanda. Stiamo andando sul punto di non ritorno. Siamo prossimi al punto di non ritorno per quanto riguarda il clima. Quindi questa è la domanda primaria, o meglio la risposta primaria che deriva da questo. La mia relazione dovrebbe essere estremamente bassa perché ahimè ovviamente passa dall'atmosfera, alla sonologia, all'ambiente e quant'altro. Per cui cercherò di essere sintetico, estremamente sintetico e esponendovi essenzialmente gli aspetti principali del problema. Nel passato, quando parlavamo di clima, ricordiamo ai nostri atlanti, avevamo una definizione del clima essenzialmente tipo statico, in cui avevamo diviso le zone diviso la Terra in zone climatiche e queste erano delle condizioni tranquille. Attualmente la conferenza, l'Associazione Mondiale di Meteorologia ha cambiato drasticamente la definizione di clima e quindi è venuta la definizione di clima. Secondo il termine clima descrive le condizioni meteorologiche medie e le variabilità di grandezza come la temperatura e le precipitazioni in un determinato regione per un periodo di 30 anni. Questo significa semplicemente che il clima per l'Associazione Mondiale di Meteorologia non è stabile, non è fisso. Quindi si modifica continuamente ed è quindi in continua evoluzione. Adesso quindi si ricorre a delle descrizioni statistiche che riguardano essenzialmente la temperatura prevalentemente, perché nel descrittore primario del clima fondamentalmente risulta essere la temperatura. Naturalmente se la pioggia, se ci mette il vento, ma sono variabili che interessano relativamente.
Una domanda che è sempre emersa, ma il clima del passato era variabile oppure no? Variava in che modo variava? In passato in realtà il clima variava è variato in modo significativo. Questa rappresenta la curva degli ultimi 65 milioni d'anni dell'andamento della temperatura. Se noi osserviamo la scala dei tempi è una scala logaritmica, anzi, quindi chiaramente sono tratti che voi vedete. Nel primo pezzo siamo in milioni di anni, in questa parte centrale siamo in migliaia di anni, in questa parte qui siamo in anni. Quindi sono tre scale diverse, che quindi determinano la condizione. Se noi guardiamo nel 60 anni fa, la temperatura della Terra era molto elevata, eravamo almeno 15 gradi sopra la media in tutto il periodo. I mari erano circa 60 metri più elevati, quindi non esistevano i ponti a causa della stagione. A partire da quel tempo abbiamo una decrescita graduale della temperatura fino ad arrivare a 1 milione di anni fa, circa. A 1 milione di anni fa comincia il periodo di quelle che vengono chiamate le glaciazioni. Possono essere possibili glaciazioni in questo periodo per una semplice ragione che siamo di sotto del valore di zero. Prima non potevamo passare alle glaciazioni perché non c'erano. E su questa c'è una periodicità. È una periodicità di circa 140 anni, 140.000 anni, in cui noi vediamo la temperatura uscita tra lo 0 e meno 5 gradi rispetto alla media. Successivamente abbiamo un periodo successivo di tranquillità, la temperatura risale. Abbiamo l'ottimum cosiddetto dell'Olocene, che prosegue fino ai punti prossimi, in cui ovviamente voi vedete la temperatura più o meno così. Arriviamo al 2005, quella che può salire, è il salto di tutti i parametri climatici. Quindi, per quanto riguarda la periodicità, già Milankovic aveva determinato questo tipo di condizione e l'aveva determinato essenzialmente in condizioni di tipo astronomico, in quanto aveva determinato esattamente questi grafici e aveva messo insieme la precessione degli equinozi, i soliti movimenti della Terra che sono rotazione e rivoluzione, poi ci sono la precessione degli equinozi, l'obliquità dell'asse e l'eccentricità dell'opera. Più c'è la forza anche solare che sta nel risultato dell'altro che diciamo fa la direzione. Mettendo insieme queste curve nel periodo considerati, trovava che c'era dei periodi di 19, 22, 24 mila anni, per l'eccentricità, l'obliquità 41.000 anni, per la eccentricità delle forze del 95, 125%. Sommando semplicemente queste cifre, venivano fuori questi periodi di glaciazione. Quindi è stata una banale, diciamo, considerazione, quindi le glaciazioni erano determinate solo da problemi astronomici. Quindi non vi erano altre cause che potessero in qualche modo. In questo periodo ricordiamo la parte sopra la temperatura e guardiamo anche che nel periodo stesso vi era anche del CO2, una famigerato gas che oggi come oggi è considerato la causa fondamentale dei nostri guasti. Ecco, se noi osserviamo quello, vediamo che le due curve sono perfettamente omogenee, cioè la temperatura e l'emissione di CO2 sono parallele completamente sotto c'è una concentrazione di fuori, che vengono fuori dalle carote antartiche e non che hanno studiato che hanno riguardato per questo problema.
Quindi però se osserviamo ancora la quantità di CO2 presente nel tempo era stabile, perché vedete che il livello efficiente non superava i 290 parti per milione. L'andamento era legato essenzialmente alla emissione, durante maggiore emissione di gas CO2 durante i periodi caldi e una pressoché mancanza di emissione nel periodo basso. Allora, ricordiamo un attimo quelle che sono le normative che sono emerse dall'ultima, diciamo, l'ultimo documento prodotto per l'ambiente, per la Commissione dell'Ambiente internazionale. In questo caso vediamo fondamentalmente che la parte proveniente dal riscaldamento climatico, definito da loro, è solo e soltanto derivata dall'emissione di gas serra a livello mondiale. Quindi la causa primaria di tutte le variazioni climatiche che oggi noi consideriamo è stata definita, e questo è sottoscritto dal 97% degli scienziati, dal gas serra. Vabbè, la concentrazione più elevata, eccetera, vi sono tutte cose che seguente. Si dice che la temperatura media globale del pianeta nell'ultimo decennio, quindi dal 2010 ad oggi, è aumentato di 1,09 gradi rispetto a ciò che era la temperatura dal 1850 al 1950 anni precedenti al Novecento. Ecco, queste sono alcune considerazioni che devono far pensare un attimo. Il mare a sua volta segue anche la temperatura, perché si riscalda. Diciamo che queste sono annotazioni varie, sempre sulla funzione, ma chiariamo che qui c'è l'unica condizione primaria che viene definita dai BCC è determinata essenzialmente dall'aumento della temperatura globale. Quindi tutti gli indicatori delle componenti del sistema climatico, atmosfera, e ghiacci, stanno cambiando a una velocità vertiginosa. Mai nel passato abbiamo assistito a delle variazioni del clima con tanta velocità. Ma come ulteriori problemi che noi abbiamo, stanno aumentando in energia ed frequenza tutto ciò che riguarda i cosiddetti effetti estremi, cioè bolle di calore, siccità, cicloni, nubifragi, alluvioni. Pensate a quante alluvioni sono state soltanto negli ultimi 15 giorni in Italia. Questa è la solita immagine che è stata ampiamente descritta dal mio amico che mi ha preceduto nella seduta precedente e che rappresenta essenzialmente il bilancio termico della Terra. Non sto a spiegarla tutta, ma diciamo fondamentalmente che quello che emerge essenzialmente è quella zona rossa che rappresenta essenzialmente l'effetto serra. Cioè, se noi non avessimo quell'effetto serra, se non esistesse l'effetto serra, noi sicuramente saremmo molto tranquilli. Purtroppo quell'effetto serra fa assorbire dalla superficie della Terra circa 624 watt per metro quadro. Quindi assorbiamo costantemente valori dell'ordine di 624 all'anno di watt per metro quadro. Questo non fa altro che aumentare la temperatura del nostro sistema atmosfera Terra. L'altro grafico classico portato dal rapporto di PCC è stato questo. L'andamento della temperatura nel periodo dall'anno 0, cioè dall'anno di Cristo, diciamo così, dal 0 dopo vicino, fino al 2020. E qui si vede che la temperatura
Mia madre è rimasta di aver portato nel fino al 2000 che il sistema vuol dire che la temperatura comincia a salire drasticamente a partire dal 1965, cioè l'era industriale. Prima avevamo una temperatura presso stati diversi, qualcosa anno per anno, però questa vita è nata che la vediamo a partire dal 2015. Questo è un dettaglio che un po' deve confermare quello che abbiamo visto. Questa è la mappa del, diciamo, dell'andamento della temperatura considerata negli ultimi 10 anni, questa è la media degli ultimi 10 anni rispetto al periodo del passato 50 anni. Come vedete, l'incremento di temperatura è la scala colorata, e noi ci troviamo condizionalmente perché è un formidabile riscaldamento a livello polare. Il riscaldamento polare raggiunge quasi 4 gradi rispetto al rimanente della temperatura. Cioè vi è un effetto sul polo nord in particolare, di riscaldamento molto elevato. Questo è determinato da quello che viene chiamato l'amplificazione polare. L'amplificazione polare è un fattore particolare secondo cui la radiazione dell'effetto sole che si ha sui poli è di gran lunga maggiore che dalle altre parti. Quindi vi è un riscaldamento dell'aria a livello polare decisamente superiore a quello di qualsiasi altra parte del mondo. Questo è molto importante perché questo condiziona estremamente la totalità del clima mondiale, perché sul polo dobbiamo dimenticare che il gioco è essenzialmente quello che noi chiamiamo l'orso polare e che condiziona globalmente tutta l'atmosfera e tutta la meteorologia mondiale. Se guardiamo, questo è un periodo più recente, sono 7 mesi, 8 mesi, sono gennaio, settembre del 21, rispetto allo precedente, ma la situazione è più o meno la stessa. In questo caso le temperature si accentuano perché, lavorando in termini molto brevi, l'intervallo dimostra l'esistenza di bolle di calore che possono essere esistenti sulle varie parti del terra. Questo è l'andamento della temperatura del tempo, soprattutto nei tempi recenti. Quando diciamo che abbiamo avuto l'anno più caldo del mondo, del tempo, ecco questa è la dimostrazione dell'anno più caldo di sempre, di cui negli ultimi anni, negli ultimi 7 anni, abbiamo avuto delle temperature record su tutto il mondo, non su Italia. Quindi la temperatura è aumentata drasticamente di 0 quasi 1 grado nell'ultimo, come valore medio, rispetto su tutta la Terra. Quindi non è condizioni, diciamo, che possono essere localizzate. Questo riguarda invece l'emissione di CO2 nell'atmosfera. Questa è l'emissione di CO2 dagli anni 90 al 2020, e qui vediamo che grosso modo noi stiamo mettendo in aria quantità intorno alle 30-35 gigatonnellate di CO2. Stiamo parlando di gigatine nazionali. Abbiamo avuto l'ultimo anno una flessione del CO2. Questa è la causa di cui dicevamo precedentemente. Se guardiamo la crescita della CO2 nel tempo, vediamo che la crescita della CO2 sta crescendo quasi linearmente a partire dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Le oscillazioni che noi vediamo nel grafico sono segnate quello che noi possiamo parlare del respiro della Terra. Cioè, cosa intendiamo per respirazione? L'estate e l'inverno c'è una crescita nell'estate e nella primavera, un rigoglio della natura in cui si nascono piante di vegetazione, nell'inverno c'è la caduta di queste, quindi c'è una diminuzione delle produzioni di produzione. Il CO2 si distribuisce in questo modo.
Questa è un'immagine satellitare, fatta dai satelliti, in cui vediamo, però è un'immagine istantanea, per cui dire questo, e questo rappresenta un andamento della temperatura, pardon, del CO2 per il 2011, divisa dall'alto la media diciamo, annuale, sotto il periodo primaverile e il periodo autunnale. Da cui si nota fondamentalmente che il CO2 si va costantemente ad ammassare sempre nelle emissioni settentrionali, che è quello che finanzia in assoluto. Però questa varia, cambia, ruota, si sposta. La CO2 quindi si sposta sulla superficie della Terra in funzione dei venti che la trasferiscono, appunto, concentrandolo meno in certe zone. Quello si vede chiaramente da quelle macchie rosse che rappresentano degli punti, chiamiamoli caldi, tra virgolette, in cui la CO2 viene ad essere concentrata. Ma ancora vedete che nell'ottobre c'è un passaggio dal polo nord verso il polo sud, verso l'emisfero centrale verso l'emisfero sud. Perché? Semplicemente di sopra c'è freddo, di sotto c'è caldo, quindi la situazione cambia. Questo è il ruolo del versante che io chiamo del vortice polare. Il vortice polare produce principalmente sulla Terra dei movimenti. Se il vortice polare è molto forte, il vortice polare ha una capacità di avere un'estensione verticale di 30 km, 30-35 km. Ed è un vortice in cui turbinano velocemente le venti a grande velocità. Ed è responsabile fondamentalmente della circolazione zonale del polo, in particolare come noi chiamiamo il corrente jet. Se il vortice è molto forte, le corrente jet rimangono vincolate nella parte superiore. Se il vortice si attiva e si riduce e si abbassa verticalmente sulla superficie polare, tende ad disperdersi e ad deformarsi. Viene chiamato rottura del vortice. Questa cosa comporta probabilmente che le linee delle correnti jet si deformano costantemente all'interno. La corrente jet diventa di questo tipo, questo è lo schema, in cui abbiamo un sistema caotico di trasferimento dell'energia attraverso il luce. Quindi la CO2 viene trasportata velocemente e violentemente da questo sistema. Per questo installiamo con le solite cosiddette ondate di caldo. Le ondate di caldo, diciamo che come solo definizione meteorologica è stata semplicemente un periodo di tempo a posteriori durante la quale la temperatura è solitamente elevata rispetto alla temperatura medie giornate strutturate in una data regione e in quel periodo con caratteristiche di persistenza. Le condizioni che però richiedono che si possa formare una struttura sono tre fondamentali. Primo, alta pressione, cioè pressione livellata alta significa mancanza di venti, mancanza di precipitazione. Contenuto di gas serra che si va addensando nella zona considerata, perché il gas serra viene richiuso in questa zona di bassa, di alta pressione, e quindi la vincola nella zona. Temperatura del suolo molto elevata. Interazione suolo-gas serra fa aumentare la temperatura. Quindi la situazione delle bolle di calore che noi abbiamo sono legate essenzialmente a questo sistema di trasferimento, semplicemente di un riscaldamento anomalo sulla superficie terrestre, determinata dalla presenza momentanea o più o meno lunga della presenza del gas serra. Questa è un'anomalia di temperatura del luglio quest'anno. Noi possiamo vedere le macchie rosse per quanto riguarda la parte, diciamo, dell'europea, ma vediamo soprattutto le macchie rosse sull'Europa. Osserviamo la macchia rossa giacente
sull'Italia e sulla Spagna e una mappa rossa sui paesi scandinavi o possibilità della Russia. Se guardiamo la stessa immagine dell'agosto di quest'anno, è il momento più del caldo che noi abbiamo avuto in Italia, ed ecco quindi una fortissima macchia rossa, soprattutto nella parte orientale dell'Europa, ma anche e soprattutto sul Mediterraneo. Ma una cosa eclatante è stata quella che è accaduto sulla Groenlandia. La massa di calore che vedete lì sopra ha portato qualcosa come 15 gradi di anomalia sulla vetta della Groenlandia. Qui sotto vedete l'andamento in rosso dello scioglimento delle nevi sui Groenlandia. E voi potete vedere da questa mappa centrale il bianco è il ghiaccio ancora esistente, il rosso o il colorato rappresenta essenzialmente quello che è il ghiaccio che sta fondendo in fase di fusione. Nel settembre vi è stata un'impennata di questo tipo a causa di quella macchia che vedete. Ha prodotto questo, cioè in poche parole sono state perse circa 160 milioni di metri cubi di tonnellate, miliardi, 160 miliardi di tonnellate di ghiaccio nell'acqua. Questo si è riversato in mare e ha portato un aumento di 7 cm. Quindi c'è un'influenza lo scioglimento delle nevi che porta a situazioni di questo tipo. Se parliamo di ghiaccio, in generale vediamo che questo è l'andamento ghiacciato. La perdita del ghiaccio nel tempo, a partire dal 1950 al 2020, noi vediamo quindi che c'è una crescita di perdita paurosa su tutti i ghiacciai del mondo. Questo è un altro indice di questa variazione climatica paurosa che noi stiamo assistendo. L'altra condizione è la perdita di ghiaccio del polo. Il polo sta perdendo ghiaccio alla grande. Guardate quelle due immagini, 1984, la calotta glaciale polare, 2012. Si vede la diversità di estensione che ha avuto il sistema. Questo è determinato dall'albedo e ovviamente dalla concomitanza dell'effetto sole. L'albedo fa sì che il ghiaccio rifletta completamente, essendo il corpo bianco, rifletta tutta l'energia, l'oceano, corpo nero, assorbe tutta l'energia. Quindi mentre le chiazze di acqua di mare esistenti si scaldano continuamente, l'energia solare viene ritorna allo stomaco, viene riportata, viene rigettata. In realtà, se noi abbiamo bene una bella strada di mondo, cosa che è determinata da che cosa? Dalle forti evaporazioni che deriva dall'acqua che è dissipata. Si creano un sacco di nuvole, si creano dentro cielo per l'esistenza di nuvole. In questo caso si ha quindi un forte riscaldamento anche sulla calotta glaciale, quindi c'è una sorta di ping-pong di quell'energia in uscita che va a riscaldare nuovamente l'atmosfera sopra la calotta. Ecco, questo mette in evidenza, la figura di sinistra, la crescita della nuvolosità sull'Artico. Questa è la fonte della NOAA, dice essenzialmente che negli anni, sono soltanto 25 anni, perché ovviamente i dati sono quelli che sono,
e indicano semplicemente una crescita della nuvolosità, ma contemporaneamente da questo lato noi vediamo la decrescita della superficie del Sole. Quindi tanto più cresce la nuvolosità, più tanto diminuisce la superficie del Sole. Queste sono due immagini relative alla calotta grossale, di cui la prima parte l'abbiamo descritta. Questa è un'altra tirata fuori da una rivista che mette in evidenza relativa del 1975, 73 e l'altra del 2002. Ritorniamo qui sopra, vediamo la quantità di ghiaccio che si scioglie e questo grafico rappresenta l'andamento dello trasferimento del ghiaccio nel tempo, che viene concentrato in generale nei 3 mesi caldi dell'Artico, che sono estremamente partendo da maggio a settembre, ad agosto, perché già ad agosto comincia la parte d'inverno artico. Ma voi vedete che questa rappresenta l'ultima, rappresenta quella gialla, rappresenta l'andamento dell'ultimo anno, del 2012, questo è relativo all'anno 2012. Quindi vi è stato un incremento semi-esponenziale del sistema. I mari, ne sentirete parlare a lungo per soldi, ma l'andamento dell'aumento con lo scioglimento di ghiaccio, noi abbiamo un aumento costante del livello. Possiamo dividere in 3 parti di questo incremento. Una prima parte fino al 2005-2003, che presenta un incremento di 2,1 mm all'anno, un incremento di 2,9 mm all'anno nel periodo 2003-2013 ed l'impennata di 4 mm all'anno negli ultimi 6 anni, 7 anni. Ciò significa che vi è un incremento dello scioglimento dei ghiacci e quindi vi è un innalzamento costante della superficie. Questo essenzialmente perché quello che si scioglie è il ghiaccio terrestre, non perché il ghiaccio marino. Proviamo questo, fondamentalmente. Il fatto che si fonda un'acqua non crea innalzamento di acqua del suolo superficiale, perché acqua che si scioglie e quindi quest'altro mette in evidenza l'andamento del tempo a partire dal 1980, dove si vede essenzialmente che l'andamento negli ultimi anni sono la differenza fondamentale tra le due curve che vediamo qua sopra, una è determinata dai mareologi e l'altra è determinata dalle misure satellitari. Cioè la parte nera intorno ai misure satellitari, la parte dorata sono direttamente misurate da mareologi. Una cosa che può portare a considerare e da meditare è ad esempio l'allenamento del mare. Che cosa può produrre? Se noi aumentiamo di 1 metro la superficie del mare, che cosa succede? Ecco, questo è uno degli esempi per quanto riguarda l'Italia, ossia la parte più pericolosa di tutte è questa. Il delta del Po. 1 metro e mezzo d'acqua significa aver allagato completamente la laguna di Grado, la laguna di Venezia ed avere una grossa fetta di tutta la riviera romagnola. Ma questo non ha un'influenza tanto sul livello, ma una grandissima influenza su quello che sia la falda freatica profonda. Se aumenta la superficie del mare, aumenta la pressione che si esercita della falda acquifera marina che penetra al di sotto della terra, in terra emersa, diciamo. Questo comporta, abbiamo visto soltanto dai dati recenti della siccità che ha portato questa zona, che il cuneo salino è entrato per 40 km solo per causa della siccità. Cosa significa? La siccità non ha portato, non ha creato quella spinta
quella pressione sufficiente a far sì che il fumo salino marino non rientrasse al di sotto del territorio. Se io aumento l'acqua, se aumento il livello, questo conterà. Ciò significa l'assoluta, diciamo, perdita di coltivazione di questo territorio, se ai fatti di cioè avremo una cosa massima a profondità di 20-30 metri. Allora, questa è la temperatura del mare, come si presenta. Ci sono le tracce del Niño, anzi della Niña e non del Niño, perché la Niña, questa zona azzurra che vedete qui, è la traccia del raffreddamento determinato da questa manifestazione. Solite condizioni, vedete che anche in questo caso viene un forte riscaldamento a livello dell'acqua del mare, soprattutto a livello polare. Questa è la stessa immagine, soltanto che fatta per decadi, e questo è semplicemente il gradiente che noi abbiamo di circa un grado per decadi in queste zone. Cioè, naturalmente vediamo che la zona artica sta aumentando il calore di circa un grado ogni decennio. Questa rappresenta la curva della temperatura dell'acqua di mare, media su tutto il mondo. Questa rappresenta la temperatura dell'aria che avevamo visto prima. C'è un perfetto correlazione, quindi il movimento numerico, ovviamente, è una delle cose. Andiamo un attimo qui a casa nostra. Ecco, questa è la temperatura del Mediterraneo. Questo è l'andamento cumulativo della nostra 320. Noi vediamo queste massi di calore che rosso, quindi devo dire che noi abbiamo degli incrementi di temperatura dall'ora fino a 1 grado, quasi 2 gradi di incremento di temperatura media in questo periodo. Drammatico invece questo. Questa è la colorazione, diciamo, del mese di luglio di quest'anno. Questa è la temperatura dell'acqua di mare nell'università del nostro territorio. Quindi acqua di mare estremamente calda. Da cui, ecco, questo deve essere messo in evidenza. Questa è la curva al giorno 24 di luglio. E questo 24 di luglio mette la bolla di calore presente sul basso piede. La temperatura in crescita era attorno a 29 gradi, a quasi 30 gradi di temperatura. Questa rappresenta la temperatura del mare a livello mondiale. Nel 22, questa è legata esattamente a 3 giorni fa. 10 ottobre 2022. Questa è la temperatura del mare a livello mondiale. Può essere molto interessante osservare due parti essenziali di questo, parte il calore, il caldo ovviamente a livello equatoriale, che è abbastanza ovvio, il freddo delle parti settentrionali, eccetera, ma queste parti viola, che sono presenti nella zona dell'isola Sonda, e la parte violacea che si trova negli Stati Uniti a meridionale dei Caraibi, sono due bolle di calore pesantissime, che sono la zona di nascita dei cicloni. Ed è lì che partono i cicloni. Quindi l'acqua calda che noi abbiamo in questa zona è il motore primario dalla nascita di tutte le parti della ciclogenesi, colonogenesi, non ciclogenesi, la genesi dei grandi cicloni che attraversano. Vorrei ricordare che quest'anno, per la prima volta nella storia, il ciclone che è partito dalle Antille è arrivato al Canada. Si è esteso fino a una latitudine elevatissima, cosa che non è mai successo recentemente in questo caso. La stessa data, questa è la temperatura dell'acqua di mare del Mediterraneo. Se noi guardiamo il Mediterraneo, noi ci troviamo con una temperatura di 22 gradi a ottobre e il 10 di ottobre. Quindi una temperatura elevatissima.
per la temperatura plastica normale dell'energia. Ma in realtà questo regno poi sono questi correttivi 24-26 gradi sono sotto. Se noi consideriamo l'ipotesi delle zone di calore, i forti di calore che abbiamo nei Caraibi, lì abbiamo la nascita di cicloni. Potremmo avere la nascita di cicloni in questa terra? Domanda. E mi rispondo sì, ahimè. Eccolo qui, questo è il ciclone mediterraneo, così detto. Il ciclone mediterraneo anche viene chiamato Mediterraneo, derivato da Hurricane e da Mediterraneo, in cui questo rappresenta con il ciclone che ha colpito il 20 settembre del 18 il Tirreno, causando enormi danni su tutta la costa glaziale, oltre che la Sicilia e la Sardegna. Quella della Unione Sovietica e questa è la lavorazione del mondo. Questi sono anche due cicloni. Tutti questi cicloni che nascono esattamente in quella parte di mare tra vicino a 7 di terra e poi si propagano lungo il Mediterraneo, che è l'isola di Creta, dove di più o meno sono o fino alle isole ioniche della fine della Grecia. Questo è un percorso che ormai stiamo verificando che annualmente ce ne sono uno o due di questi eventi. Quindi i cicloni esistono anche a livello totale. Sono cicloni decisamente molto più piccoli, le dimensioni dell'occhio del ciclone sono 2-3 km, le dimensioni del tutto il sistema e i valori da 50-60 km. Altra considerazione causata da questo sistema di acque calde sono i temporali. Questa è la presenza di un temporale su Genova, famosissimo temporale che è stato del 19. Questi si chiamano temporali autogeneranti e permanenti, che per la loro forma vengono chiamati V-shaped, perché hanno una forma V. Questo è uno. Del tutto simile a questo era l'alluvione che ha causato, questo ha causato l'alluvione sulla zona di Savona Savonese. Questa è la rappresentazione. Questo è l'altro, che è stato il 10 del 14, nel 1914, che ha colpito la zona del Levante di Roma. Ecco, questo rappresenta invece le condizioni per le quali si creano questi eventi. Dal punto di vista meteorologico si viene trovando la linea di convergenza che è rappresentata da questa linea, in cui convergono le correnti calde. Dall'altra parte vi è un tunnel di correnti fredde che crea questo zona. Il temporale nasce nella parte centrale di questa V, e si trasferisce in avanti e indietro costantemente, permanendo sul territorio. Cioè va avanti perché la spinta lo porta avanti, ma nel contempo la reazione, cioè l'evaporazione, produce un'ulteriore forte evaporazione del mare alle spalle del temporale che si è prodotto, e quindi si innesta il temporale alle spalle di quello che si muove. Quindi il temporale quindi si muove, sì, ma continua a autogenerarsi alle spalle di quello che si sta vivendo avanti. Questa è la classica condizione per la quale noi abbiamo le alluvioni. Questo tipo di situazione si sta verificando ormai costantemente in Italia. La situazione di Ancona, da Coletano di qualche giorno fa, è esattamente questa. Allora, lì che si dice che molto dalla CO2 venga assorbito dal mare. Tonnellate di CO2 vengono assorbite dal mare. E queste producono essenzialmente una concentrazione di CO2 nei primi strati marini. Noi abbiamo essenzialmente che la CO2 di nuova generazione si
disperde nei primi 1000 metri, diciamo tanto, diciamo che sono i primi 300-400 metri. Al di sotto non può disperdersi perché non fa pensare. Diciamo che al di sotto, viceversa, il contenuto di CO2 è determinato da correnti marine o da correnti delle grandi popolazioni mondiali che portano dal polo nord, si affossano, arrivano in profondità e scendono, portando quindi eventualmente il CO2, ma sono correnti molto lente che quindi richiedono anche molto tempo, quindi sta il CO2 molto anticipato. Quindi questa è la crescita del CO2 in mare, ma drammaticamente il CO2 si va a combinare, tutti direbbero bene, abbiamo trovato un modo di smaltire il CO2, il CO2 entra in mare, quindi preventivamente abbiamo tolto un po' di CO2 dall'atmosfera. Scusate che la CO2 quando è in acqua si trasforma in acido, perché reagisce con l'acqua del mare. Prendendo l'acqua di mare c'è l'acidificazione del mare. Questo è un andamento dell'acidificazione del mare nelle Hawaii. Da partire dal 1988 al 2000. Quindi si vede che il pH del mare sta decrescendo. Ciò significa che c'è una quantità continua di acidi, cioè il sistema si sta acidificando, con conseguenze drammatiche per la parte vegetazionale e anche per la vita del mare. Ecco, questo è un raffronto tra l'andamento dell'assorbimento della CO2 in mare, l'andamento della CO2 in terra e l'acidificazione. Abbiamo visto. Qui vado molto veloce. Bolle di calore, niente acqua, niente pioggia, siccità drammatica. Questo è l'incremento della siccità a livello mondiale. Noi stiamo perdendo terreno agricolo a velocità folle. Questo vi dà l'impressione che abbiamo perso circa il 20% di terreno agricolo negli ultimi 10 anni a livello mondiale. Questo riguarda più o meno l'Europa. Le parti rosse sono le parti dove ha piovuto di meno in questo periodo. Questa è una tabella in cui si nota essenzialmente che la desertificazione sta colpendo essenzialmente le parti a elevata o a elevato rischio sempre più. Ma se guardiamo questa rappresentazione anche in Italia, noi abbiamo un problemi di acidi per caso di desertificazione. Questa è la desertificazione che noi abbiamo fatto la vita, desertificazione del territorio nazionale, che sono le parti rosse. E poi vediamo cioè l'80% della superficie della Sicilia è soggetta e a pericolo di desertificazione. Questa è la presenza di diversi a livello europeo. Qui mette in termini per deserti indiani coltivabili che più o meno si fanno. Salto su queste zone qui. Ecco, questa è la famosa figura che tutti conoscono, almeno riportata in tutti i libri sacri di testo, solo che conoscere profonda. Su quello che vediamo, che viene creditato, qua, che meridiano Water Remaining Situation, che rappresenta le grandi situazioni marine a livello. Uno dei grandi quesiti che si sta ponendo oggi è che cosa succede se noi eliminiamo il ghiaccio dai poli? Può l'eliminazione del ghiaccio polare influire su questo sistema di correnti e in che modo e in che misura può influire su questo sistema? Ecco, questo
E uno dovrà far vedere come soltanto come ricordo di questa immagine, perché questo è uno dei quesiti che si sta ponendo seriamente a livello mondiale. Conclusioni, possiamo dire che queste sono le conclusioni che fa l'Europa e il mondo dalla sua conferenza. Bisogna passare drasticamente alla CO2 e questo siamo giù d'accordo. Al momento mettiamo circa 40 tonnellate, 40 milioni di tonnellate di CO2, bisogna ridurre drasticamente. Queste sono le previsioni di temperatura su questo, e adesso sono i modelli di incremento della temperatura a seconda delle condizioni. Se noi continuiamo a emettere CO2 nell'aria, probabilmente vediamo quella curva rossa che noi vediamo in alto. Se viceversa ci fermiamo o riduciamo drasticamente l'emissione, potremmo ritrovare quella curva azzurra che si vede in quelle zone passaggio, e questo significherebbe poter ancora sopravvivere su questa terra. Che dovrebbe contenere l'aumento globale della temperatura tra 1 grado e mezzo e 2. Questo lo richiede questo tipo di concetto. Questa è l'emissione del gas, l'indicatore del gas. E noi siamo qui in questa posizione qui. Allora, il nostro quesito. Se diminuiamo la produzione, possiamo ridurre e riduciamo la pressione in questi termini, secondo la riga azzurra o viola, noi siamo sicuri di mantenere una temperatura globale di 1,5, 2 gradi. Se noi manteniamo l'attuale trend che attualmente esiste, noi avremo la curva blu e quindi arriviamo a 2,4 gradi. Ma se continuiamo a emettere ulteriormente, quindi aumentiamo la produzione di CO2, noi arriveremo a quelle condizioni di 4 o 3 gradi che diventano il nostro invitabile. Ecco, questo più o meno è la sintesi di tutto quello che potevo raccontarvi. Ho cercato di essere estremamente sintetico. A voi le conclusioni. Sono conclusioni che, come dicevo all'inizio, per quanto riguarda i ghiacci polari ed quello della Groenlandia, è stato definito che ormai abbiamo superato il fondo del nord. Anche se noi smettessimo di emettere la terra da oggi, i ghiacci polari ed da poco che sono continuano a sciogliersi. Quindi noi abbiamo una visione a 30-40 anni in cui la Groenlandia sarà completamente priva di ghiacci, il Polo Nord sarà completamente privo. Quindi questo è uno dei problemi che dobbiamo pensare, perché quelli ormai non li possiamo più, non possiamo più dire. Questo è stato definito quest'anno da tutti gli scienziati americani che sono Groenlandia Polo Nord. Siamo arrivati a un punto di non. Ecco, questo è un pensiero per la giornata. Effettivamente c'è un'amarezza in questa relazione e c'è un pericolo molto grande. Purtroppo è da tempo che gli scienziati gridano libera attenzione, perché alcuni dicono che sono corretti. Ma non siamo mai presi sul serio. Quello è il problema. Ci devono perché nessuno ormai può chiedere se si tolgono gli altri o il mare, ma che cosa c'è prima alle correnti maritime, sono quelle che determinano il clima sulla nostra terra. Sono tragedie che non le casse andava a dire che sarà sempre di cazzo
ma sicuramente delle cassette abbastanza forti. sì, quindi veramente perché io mi sono collegato di nascere. allora, grazie. No, ci sono domande. Controlliamo, ma non riesce. Questa era l'attesa. Nel senso che veramente si scioglie la guaina, è stato detto, aumenterà la repressione di acidi convessi, ma a questo punto si mette una quantità di acqua dolce, così, no? Nel sistema sanitario. Quindi non si sa esattamente che cosa succederà. Però qualche modello è stato fatto, c'è qualche ipotesi di quello che può succedere, se veramente Ma le modelli sono stati fatti senz'altro, le condizioni, i modelli sono stati fatti senz'altro. Il problema è che sono fortemente complicati da quello che diceva poco detto Alberto. In quanto tutto il problema delle correnti marine è un problema totalmente da discutere. Perché se mi si comincia a dolcificare l'acqua, tra virgolette, quindi mi comincia a perdere l'intensità. La perdita di densità comporta quindi la lesione anche a livello di corrente. Il calore, la temperatura, quindi sono tutti problemi che sono, diciamo, elementi che entrano dentro un modello estremamente complesso. Quale possono essere il futuro di queste cose? Sinceramente, in questo momento devo dire una cosa. Non si riesce a stare dietro alle letterature perché si stanno producendo pubblicazioni a ritmo pauroso per riuscire a seguire quelle quali deve avere la mente psicoteca per riuscire a leggere tutto e avere il tempo di poterlo fare. Quindi diventa sempre più un discorso di estremi specialisti che possono lavorare su singoli particolari. Poi ogni singolo particolare deve diventare un tassello da inserire nel sistema dell'Europa. Quello che io ho fatto vedere è la base, diremo così, di studi, la sintesi, ma molto sintetica, di quelli che sono gli studi diciamo, che hanno portato a conoscere completamente come sono ricordati di ciò. Cioè, quello che sto dicendo 30 anni fa è stato completamente ribaltato. Stiamo arrivando a delle urgenze che precedentemente non esistevano. E questo purtroppo è la sintesi. Quindi sicuramente c'è un problema postale proprio con il rendimento di ghiaccio, non solo proprio l'elevazione dell'acqua del livello del mare. Noi non abbiamo, io chiamiamo il fisico, la vedo soltanto con alto basso, e quindi mi fermo lì. Dal punto di vista chimico e particolarmente geografico, lascio la discussione agli oceanografi, a loro, perché è capito loro. Aggiungere una cosa a quello che diceva prima. Qui si vota con effetti molto piccoli, perché ha ragione lei quando dice che togliendo acqua dolce si diluisce quella salata del mare. Ma un aumento di 10 metri di altezza degli oceani rispetto a una profondità media che credo che sia di qualche migliaio di metri, fa un effetto dell'ordine di pochi per mille, però quei pochi per mille possono essere quelli fastidiosi, ma è difficile di fronte a Se tu fai a livello globale, sono poco. Il problema è che se tu lo fai viceversa in prossimità del polo e in condizioni di possibilità della genesi, diciamo così, tutta la corrente del Golfo, come si comporterà la corrente del Golfo a seguito? Cioè, il problema non è il problema a livello generale globale, perché gli spaventa la diminuzione di stabilità, prossimità della zona artica piuttosto che non tutto il resto. Questo è sono qua rispetto ai presenti che si vedono
in una zona esterna. Molto molto. Mi chiamano di fasce, sono dirigenti di Europa Verde. Ieri pomeriggio sono stato qui per un pelo, stato informato e quindi sono a posto. C'è stato un primo passaggio, tutta la fase della carbonizzazione dall'Homo sapiens, del tempo dei cacciatori raccoglitori fino alla diciamo, rivoluzione industriale, ma mi siamo aggiornati che il peggio è arrivato da qualcosa. La conclusione è stata che pericolo, ma il professore ha fatto una chiusura finale che credo debba essere sempre considerato presente. Chi può mettere mano a questo disastro, chi può fermare questo disastro? La politica. E non se ne vuole prendere carico. Quindi, gente, io non mi molta di anno se non la sorpresa, sentendo questa, io sono uno psicologo, psicologo, e so però che per mezz'ora, visto che saremo impotenti, avremo tutti i meccanismi di difesa, probabilmente non ci penseremo. Quindi io credo invece che dobbiamo fare un'autoanalisi e resistere. I movimenti tra il for future e il merito rimangono come i geyser, salgono e poi scendono, e non fanno nessuna modifica. Quindi io vi invito a pensare, impegnarvi, specialmente i giovani, in politica. Noi abbiamo preso 9 deputati, Europa Verde Sinistra Italiana. È una briciola che non può scalfire l'attuale sistema. L'attuale sistema però bisogna che sia modificato velocemente. Quindi la vostra ansia, la mia ansia, fatta diventare azioni politiche. Grazie. Direi che è anche un problema non solo di politica, ma anche di economia. Mentre ci sarà l'ultima goccia di petrolio, noi continueremo a bruciare petrolio e mettere CO2 nell'atmosfera. Non solo petrolio, ma a causa della guerra stanno tornando di moda le centrali a carbone, che sono le centrali peggiori in assoluto. Quindi per le emissioni, tutto il tipo di emissioni. Mi fermo perché sarebbero tantissimi punti da toccare e andare avanti, ma altrimenti non abbiamo spazio per gli altri relatori.